Escalation di furti e spaccate. L'ultima della serie che ha visto nel mirino numerosi commercianti del centro storico è stata ai danni dell'antico Caffè Nazionale, in cui i malviventi hanno spaccato la porta in vetro per entrare, già ripristinata. Ma tanti sono stati i commercianti visitati nell'ultima settimana, dal colpo al negozio Maiwan di Piazza Castello, immortalato dalle telecamere, ai vari tentativi falliti. Commercianti che sempre più chiedono sicurezza e stanno organizzando una manifestazione per sensibilizzare le istituzioni a prendere provvedimenti di varia natura sul tema. Non si può andare avanti così, perciò pensavamo proprio di scendere un po' in piazza per far sentire i nostri pensieri. Ecco, questo è un po' il senso della manifestazione. Speriamo che tutti insieme riusciamo a risolvere questo grosso problema. Dalla videosorveglianza agli eventi per ripopolare un centro che i commercianti rilevano sempre più svuotato, specie la sera. Più telecamere, più occhio che sorvegli la città, ma non solo in centro storico, perché questi problemi succedono anche nelle periferie. Anche lì ci sono attività, ci sono famiglie che abitano, che lavorano, anche lì ci vorrebbe l'occhio. Ci sono un mucchio di telecamere che guardano, che spiano e che possono sorvegliare senza, diciamo, che ci sia una presenza fisica umana, diciamo, oppure che ci sia lo stesso, però che ci siano anche la tecnologia, che devono adoperare la tecnologia. Dopo le 21 non c'è più nessuno, vuoi che è ancora un po' inverno, però se torno indietro con la memoria, in questo periodo anche di sera le attività, specialmente di somministrazione e ristorazione, lavoravano, c'era gente che veniva in centro. Adesso, sentendo anche un po' i clienti, hanno un po' paura. Questo è un po' quello che noi tocchiamo e sentiamo dai nostri, chi ci viene a visitare in città. Più eventi ci sono, più la delinquenza dovrebbe scomparire. Certo che dopo le 7 non c'è più nessuno qui in giro, la città sembra il deserto veramente. Penso che la gente abbia paura, penso proprio.